Ed eccoci qui per questa recensione del Belfriuli. Due episodi andrò a recensire del Belfriuli, il sesto e il settimo episodio. Quindi direi di non perderci in chiacchiere e di cominciare subito con il sesto episodio del Belfriuli. Allora, cominciamo subito che questo forse è uno degli episodi più critici per quanto riguarda la storia e anche l'azienda e anche la farm di Paolo, Ludmillo, Leslie, eccetera, eccetera. Vi spiego perché. Eh, allora, Happy Farming Day si trova in una difficoltà finanziaria molto, 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 molto grave. Infatti, rispetto alle stagioni precedenti ha meno soldi perché 6.000 euro sono pochi per gestire questa azienda, sono molto pochi per gestire una farm, sono in difficoltà, quindi devono cercare di risolvere, ecco. Infatti, eh, durante una chiacchierata tra Paolo e Ludmillo, Ludmillo che si mette d'accordo con Happy Farming Day e chiama per la prossima puntata, per il settimo episodio, il cugino di Ludmillo, che quindi può anche dargli una mano con la fertilizzazione e molte altre cose. Quindi a un certo punto si mettono d'accordo e stabiliscono che nel settimo episodio il cugino Dragunov di Ludmillo andrà ad aiutare a Happy Farming Day. Allora, quindi ora passiamo al settimo episodio del Belfriuli, un settimo episodio dove finalmente incontriamo a Dragunov, che sarebbe il cugino di Ludmillo, nonché anche il fratello di Ilya Dragunov, che per chi non lo conoscesse, lo può vedere ogni settimana, ogni giovedì sera ad NXT UK sul WWE Network, quindi insomma c'è una parentela molto stretta fra Ludmillo e Ilya Dragunov e Dragunov che è il fratello di Dragunov, un gioco di parole incredibili. Ma a parte questo, ci ritroviamo con Dragunov, che in questo caso è il cugino di Ludmillo, molto scontroso, infatti ha molta fretta, vuole andare dalla sua ragazza che neanche è la sua ragazza. Che altro abbiamo avuto, insomma? Comunque, poi c'è stata una cosa che a me ha fatto riflettere, perché per sbaglio Paolo ha raccontato un po' la storia a Dragunov, che magari lo ha detto in confidenza, essendo che comunque c'è una parentela, sono cugini Ludmillo e Dragunov, magari ha parlato, insomma, così, e gli ha detto che ha ucciso il vecchio, che comunque hanno ammazzato il vecchio apposta per prendersi l'eredità. Ora, c'è Dragunov che ha detto che a lui non gliene frega niente, a lui basta che viene pagato, basta che gli danno i soldi e sta zitto, però secondo me c'è qualcosa sotto, nel senso perché se noi andiamo a vedere com'è finita, se noi andiamo a vedere che alla fine, ehm, insomma, che alla fine Dragunov ha fregato a Happy Farming Day, neanche ha salutato Ludmilla già che c'era. Questo mi fa pensare che secondo me qualcosa sotto c'è, nel senso che forse il buon Dragunov può andare a fare la spia magari a qualcuno. Quindi la cosa è pericolosa, secondo me il nostro Happy Farming Day ha parlato troppo in questo caso, ha parlato troppo, cioè, ha divulgato delle informazioni che non doveva divulgare e che altro c'è da dire, insomma, poi hanno fatto i lavori e tutto, un Dragunov che metteva tutte le frette del mondo al buon Happy Farming Day che cercava solamente di fare il suo lavoro, lo ha anche pagato, però Dragunov lo ha continuato a trattare malissimo. E in tutto questo, insomma, sono stati due ottimi episodi, due episodi che servono per continuare la storia, però ora che, che ci sono anche delle quantità mortali, eh, io sono certo che adesso la gente di Salvatore fare qualche controllo o che comunque penso che andrà,
che andrà a scoprire qualcosa di losco, insomma, qualcosa di pericoloso, non lo so. Quindi c'è c'è da stare attenti alla gente di Salvatore, c'è da stare attenti anche al buon Dragunov che potrebbe fare la spia proprio anche alla gente di Salvatore che non ha dei bei rapporti con Epifarmin Day, soprattutto con Leslie e con Ludmilo che sono stranieri e hanno il visto scaduto. Anzi, Leslie ha il visto scaduto di Ludmilla, non lo so se ha il visto scaduto perché non è stato specifico la gente e quindi niente. Questa è stata la recensione dell'episodio numero 6 e numero 7 del Bel Friuli. Io vi ricordo di rimanere attivi su Happy Farming Day Channel, anche su questa fanpage, mi raccomando. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao belli, ciao a tutti, bye bye.